dove serve con il tubetto del disinfettante, mi inseguono dappertutto. Veritiani, ti devi disinfettare le mani, tutte queste cose qua. È una roba pazzesca, non si entra più, il QR code arriva quando vuole, ci tamponiamo, il Ministero della Salute fa quel cavolo che gli pare e noi comunque siamo soggetti a doverci tamponare. Io sono monoreddito, una famiglia allargata, monoreddito, per cui ho purtroppo ceduto e lo farò fino al 15 perché sospenderò ogni forma di tamponamento il 16. Sul mio corpo vogliono fare delle sperimentazioni? Basta, il mio corpo lo userò come faccio sempre, in ogni situazione, come strumento di lotta. Io il 15 entro in sciopero della fame e come me tante altre insegnanti sospese che hanno avuto un provvedimento disciplinare. È chiaro che è una lotta nella quale io uso il mio corpo, è chiaro. Poi qualcuno di noi è capace di fare anche altro, non per questo siamo qua con 4 processi e 20 denunce e qualche altra cosa. In ogni caso, grazie Belluno, no Green Pass, vi aspettiamo a Ravenna il 16, grazie. Grazie Raffaella, grazie. E adesso facciamo parlare finalmente un medico, che è il dottor Carlo Prisco. Buonasera a tutti, io sono un medico da poco sospeso ovviamente e mi sentivo un vigliacco se non avessi detto qualcosa. Per circa 40 anni ho lavorato qui a Belluno nell'ospedale, ero primario, comunque ho seguito molto questa faccenda e direi che ci sono 2 aspetti. C'è un aspetto di tipo sociale, legale, che è questo che affrontiamo, di questo lascia passare, che non voglio chiamare verde, è un lascia passare, e poi c'è un aspetto sanitario. Per entrambi mi piace vedere questo manifesto qui davanti, verità e libertà, perché ciò da cui si deve partire è proprio la verità. E diciamo questa pandemia, che molti definiscono pseudopandemia, è stata condotta, diciamo, nell'istigare, nell'instaurare nella popolazione un terrore di un virus che sicuramente esiste, ha la sua infettività, ma diciamo che adesso abbiamo lo dice Palù, che è il recente capo dell'AIFA, adesso non lo è più lui, che diciamo la letalità di questo virus oscilla dal 3 al 6%. Noi abbiamo avuto la SARS, abbiamo avuto altre malattie virali che ci hanno spaventato molto, in cui la letalità arrivava anche al 35% e non abbiamo fatto blocchi, non abbiamo fatto nulla. E poi ricordiamo che questo è un virus a RNA che già per fatti suoi muta e che quindi nel tempo diventa endemico e va indebolendosi. E diciamo anche che le persone che hanno avuto gli esiti peggiori, letali, sono quelle al di sopra degli 80 anni nella stragrande maggioranza dei casi. Ma non voglio entrare nel dettaglio di queste cose, perché adesso io non avevo preparato nessun discorso, volevo parlare un po' a braccio della situazione che si va manifestando. Sempre più, l'hanno detto chi mi ha preceduto, noi vediamo che questo vaccino si mostra poco efficace. In che senso? Nel senso che coloro che si sottopongono a questa pratica, questo è uno pseudo vaccino tra l'altro, è stato anche spiegato, possono essi stessi contagiarsi, infettarsi e possono trasmettere questo. Quindi questo lascia passare che noi dobbiamo sopportare praticamente non protegge nessuno, è stato chiaramente detto che è soltanto un mezzo per costringere coloro che ancora non avessero voluto sottoporsi a questa pratica, per costringerli a farlo. E quindi io dico che questo si configura in un aspetto di truffa, perché se io voglio vendere qualcosa a qualcuno
ad un certo prezzo e ne magnifico le qualità, e poi lui arriva a casa e si accorge che ciò che ha comprato da me non corrispondeva, io l'ho truffato. E se a me viene detto che questo serve a ridurre i pericoli, il danno, e poi sotto banco più o meno esplicitamente si dice ma no, ma noi lo facciamo perché deve costringere chi non vuole a vaccinarsi, allora 1 più 1 fa 2, truffa era quella e truffa è quest'altra. Quindi io adesso vorrei chiudere per non farla troppo cosa, per ritornare al discorso della verità. Voi vedete che i mezzi di comunicazione, siano essi i giornali sia la televisione, battono sempre su uno stesso chiodo. Non vi è un confronto onesto tra pari, quando anche vi sono dei medici, che poi sono sempre quelli, che parlano in un'unica direzione. E qualche volta viene invitato qualcuno che ha un'opinione e anche dei fatti che potrebbe documentare con pubblicazioni scientifiche, persone anche importanti. Poi vi dirò qual è il rapporto tra le persone che compaiono e quelle che non compaiono come spessore di scientificità. Diciamo che il mainstream cosa fa? Cerca o di criminalizzare e quindi pone le persone le une contro l'altro, e quindi dobbiamo resistere a questo, non cercare di cadere nella trappola di essere eccessivamente nervosi, infastiditi da quelli che si spaventano, che si mascherano, che ci vogliono a tutti i costi diciamo distanziare perché si sentono in pericolo, perché sentono tutti i giorni, sentono questo battage pubblicitario che qualche volta confonde anche me, che pure sto studiando la cosa e che ho informazioni di altro tipo che non arrivano alle persone. Oppure cercano di ridicolizzare. È stato detto poco fa che esistono delle cure precoci che, se fatte per tempo, e purtroppo i medici sono inibiti a farlo perché il Ministero, l'Istituto Superiore di Sanità produce delle linee guida e anche gli ordini dei medici che vincolano i medici a seguire delle procedure, quindi dicendo che alcuni farmaci non sono sperimentati, non si è arrivati a una definizione, mancano i lavori in doppio cieco e così via. Fatto sta che tanti medici hanno evitato che tanti malati, migliaia ormai anche nel mondo, perché non è solo l'Italia, vadano ad aggravarsi e quindi siano poi costretti con i soldi spicci, come si suol dire, ad andare in ospedale, dove devono essere sottoposti a trattamenti più invasivi, e tanti per altre comorbidità poi non ce la fanno ad andare avanti. È anche vergognoso quando vediamo in televisione che prendono un povero malato per strumentalizzarlo come un pentito di non essersi vaccinato, che è arrivato ad ammalarsi. E questo è un atteggiamento che è vergognoso, deontologicamente vergognoso per chi lo permette, quando ci sono medici che lo facilitano, giornalisti che lo portano avanti. E quindi ritornando alla libertà, noi abbiamo, lascia passare, una informazione che è asservita e quindi disinformazione, persone messe l'una contro l'altra, quando non c'è la delazione, quando avevamo il coprifuoco. La chiamate democrazia questa? Quindi io invito tutti a cercare le informazioni tra le righe, a porsi domande e andare in ambiti che esistono di informazione più libera. Vi sono delle televisioni libere, delle testate tipo Radio Radio, BioBlu e tante altre che ora non mi vengono in mente, dove viene data voce a persone competenti, o se si sentono anche gli altri. Ma la cosa che si dovrebbe fare per onestà è quello di mettere a raffronto dei pari con una
diciamo, dignità e possibilità di esporre le proprie ragioni in una maniera chiara e comprensibile ai non addetti ai lavori, al pubblico, in modo che le persone possano valutare quello che ascoltano e poi prendere liberamente la propria decisione. Per infine voglio dire una cosa, che l'OMS, che è l'Organizzazione Mondiale della Sanità, fin dal primo momento, ed è scritto anche nei bugiardini mi sembra di questi pseudovaccini, ha sempre detto, e l'abbiamo studiato sempre dai primi anni dell'università, che in corso di una epidemia non si devono mai fare delle campagne vaccinali. Questo perché favoriscono l'insorgenza delle resistenze dei virus. Già un virus a RNA, che non sono riusciti ancora a fare nessun vaccino per virus a RNA perché muta già per fatti suoi, quindi questa è la causa delle resistenze virali e anche della, diciamo così, della maggior virulenza poi di questi virus. Quello che viene sostenuto adesso da chi compare in televisione e dagli altri è il contrario, perché per giustificare il mantenimento di questa spinta a vaccinarsi dicono che devono eliminare il virus dalla circolazione. Ma allora, se dite che voi avete già protetto una grande, soprattutto i deboli, i più anziani, i più malati, di cosa avete paura se c'è ancora qualche virus che gira? Se sono protetti, il fatto che non sono protetti del tutto. Ecco, quindi vi invito diciamo, a cercare le informazioni. Una volta in medicina, adesso non li vedo più, si usavano dei particolari convegni che erano le consensus conference. Quando c'era un argomento ancora poco chiaro, dibattuto, con incertezze, si organizzavano queste conferenze con degli esperti. Ad alcuni veniva assegnato il compito di sostenere le ragioni a favore e agli altri le ragioni contrarie, dopodiché si cercava di arrivare a un consenso generalizzato o chiaramente dicendo cosa restava dubbio. Voi vedete qualcosa del genere anche nella televisione? Quindi questa la dice lunga di dove dobbiamo porre l'attenzione. Grazie mille, grazie dottore, molto esaustivo e finalmente un medico che manifesta la sua dignità in scienza e coscienza.